io dico che se c'è il distanziamento e c'è il rispetto delle regole si può far tutto. La verità è che abbiamo visto delle immagini raccapriccianti, abbiamo visto disgiochi in piazza e penso che poi ci ritroviamo i contagi sempre in ospedale. Poi è inutile fare i filosofi della pandemia quando abbiamo gli ospedali pieni. Gli ospedali si riempiono perché poi c'è una diffusione del contagio che passa attraverso il non rispetto delle regole. Fa ancora una volta appello al buonsenso il presidente della regione Luca Zaia di fronte al florilegio di provvedimenti che in queste ore riguarda diverse città del Veneto, su tutti il divieto di maxi schermo in luoghi pubblici da Treviso a Padova passando per Jesolo, una questione tutt'altro che di dettaglio guardando a quanto successo in occasione della semifinale Italia-Spagna, troppo elevato il rischio di contagio nei giorni in cui la discesa della curva epidemiologica si è arrestata, complice la diffusione della variante Delta. Noi dobbiamo sapere che la variante Delta comunque diventerà endemica, cioè sarà da ampia diffusione. Dobbiamo sapere anche che i giovani probabilmente coloro che si infetteranno diventeranno degli asintomatici, quindi non avranno guai, ma il vero problema quale sarà? Se vanno a casa hanno un genitore o hanno un nonno o un parente adulto o anziano che non è vaccinato, quindi l'appello è alla vaccinazione proprio per prevenire, perché l'ospedalizzazione non c'è, nel vaccinato non c'è. Già, la campagna vaccinale che da un lato sconta ancora troppe defezioni, dall'altro subisce i rallentamenti delle consegne. La verità è che ci vorrebbero più vaccini, la verità è che non dovevano firmare quel contratto europeo che è altamente vincolante. Io avevo tentato di proporre l'acquisto diretto, ma mi hanno detto che così non si fa, adesso vedete i risultati. Restano i consigli di sempre e una rassicurazione che vale per tutte. Utilizzate la mascherina in tutti i casi di assembramento, igiene delle mani, distanziamento sociale e ne veniamo fuori. E ovviamente vaccinarsi. Noi non ricoveriamo pazienti in variante Delta vaccinati, questo lo devono sapere tutti.